Allora, da buon etnomusicologo dovrei dirti che la musica non è un linguaggio universale. Da romantico invece dico che la musica è il miracolo della musica che invece è universale. Potremmo stare qui a discuterne per un'intera giornata, però quello che ho capito durante i miei viaggi, io prima di tutto non sono un migrante, ma sono un viaggiatore. Questo è proprio il mio mestiere. So che suona strano, però io mi guadagno la vita viaggiando e raccogliendo storie. Un menestrello, sì, ecco, questa è una nuova. Me ne dicono tante, in effetti io non so mai cosa dire, che avrò fatto. Io giro per il mondo e raccolgo storie che poi mi va anche di raccontare alla gente, perché molte volte queste persone non hanno voglia di farlo. Come ad esempio ha fatto la Cucchiarato nel suo libro, io ho un'altra forma per raccontarle. Però quello che, tornando al nocciolo della questione di oggi, per me è stato molto difficile, ad esempio adesso arrivo da 6 mesi di Messico, cercando di conoscere questo popolo attraverso la sua musica, e tutti gli italiani migrati che ho trovato giovani non hanno una storia così forte da raccontare come i vecchi migranti di un tempo, perché ovviamente le cose sono cambiate, sotto un certo aspetto sono cambiate anche meglio, nel senso noi giovani abbiamo molte più possibilità di andarcene dall'Italia. La scelta non è poi così drastica, perché se mi va male spendo 300 euro, torno a casa e mia mamma mi vuole ancora bene e mi dà una minestra. Un tempo penso che fosse una scelta molto più radicale, nel senso me ne vado e probabilmente non tornerò mai più. Questo cosa comporta? Che la gente che se ne andava rimaneva molto più salda alle radici di provenienza, mentre adesso c'è una forma di riluttanza a volte rispetto alla tradizione, alla cultura e al paese di origine, perché siamo tutti arrabbiati, noi siamo incazzati neri, perché quello che abbiamo purtroppo è poco e siamo costretti a fare dei passi verso altri paesi cercando di raccogliere e trovare quello che qui non abbiamo. Però ripeto, se a noi va male abbiamo la possibilità anche di tornare indietro con molta facilità. Quindi mi sono piaciute le storie vostre, però, perché hanno della passione, nel senso, tu sei tornata per nostalgia, per stare in una valle della montagna da queste parti, no? E Raffaele mi dice che gli manca l'Italia, che anche non ho sentito prima cosa dicevi della musica di Pausini. Diciamo, Laura Pausini e Eros Ramazzotti sono i cosiddetti cantanti italiani che conosciuti dappertutto all'estero. Io personalmente, che ho tanti altri cervelli in fuga, si sentono un po' stretti sotto questo punto di vista. Preferisco molto di più la musica etnica che sono la taranta pugliese piuttosto che gli altri canti siciliani o i nostri bellinesi. Ecco, ad esempio, musicalmente parlando, i giovani di adesso che se ne vanno, io non ho trovato molti esempi di manifestazioni per far vedere al paese accogliente come si suona qui da noi, mentre lo trovo invece tra le vecchie generazioni di immigrati. Loro sì, si radunano in associazioni, suonano la tarantella, suonano i nostri canti degli alpini, lo fanno vedere, per cui penso che questa mobilità, questa comunicazione abbondantissima che c'è oggi ci permette anche da un lato di viaggiare molto più velocemente, ma da un altro lato anche di essere molto più aperti e quindi meno volenterosi di avere un'identità all'estero. Non so se mi sbaglio. Però, siccome hai detto che devo suonare, lo faccio, perché vorrei portarvi la testimonianza di una vecchina che ho incontrato in Brasile, e purtroppo lei non c'è più, però dà l'esempio di quello che era un tempo Bento Gonçalves, conoscerai benissimo. Bento Gonçalves è un paesino del sud del Brasile dove tutti parlano dialetto e mangiano la polenta e fanno festa tutto il giorno sullo stile proprio nostrano.
e anche di altri, di Curitiba, che è un altro paese del Brasile dove ci sono molti italiani, invece che è di un giovane, però un giovane che è nato lì e vorrebbe essere italiano. Questa è proprio una icona, un comune denominatore che ho trovato tra tutti i giovani oriondi che sono nati in America Latina, vogliono essere italiani, magari non sanno neanche niente dell'italiano, non sanno parlare la nostra lingua, però hanno questo orgoglio che probabilmente noi invece stiamo un po' perdendo. E poi di altre persone che ho incontrato. Vi racconterò questa storia con la chitarra. Anna è una simpaticissima vecchietta del 1910, arrivata a Rio de Janeiro nel 1927. Lei è di Bassano del Grappa, un paesino vicino a casa mia, in Veneto. Anna mi ha raccontato le prime emozioni nel vedere il nuovo mondo dalla nave. Ari, lui arriva da Ospedaletto, sempre vicino a casa mia. Ari parla un idioma che è molto strano, perché è un po' di italiano, un po' di portoghese e un po' di dialetto veneto. Ma è un dialetto che nemmeno io riuscivo a capire, perché è quello dei primi migranti che sono arrivati in America Latina e l'hanno, per così dire, cristallizzato, come tutta la cultura italiana. Ari mi ha raccontato aneddoti agghiaccianti riguardo la condizione dei nostri primi migranti, molti dei quali venivano attirati in America Latina da vane speranze di terre promesse e grandi ricchezze, e all'arrivo venivano accecati dall'amara realtà. O imbrogliati, senza nemmeno l'ombra di quei campi che qualcuno aveva venduto o promesso loro dall'Italia, oppure così dei campi da coltivare, ma occupati da foresta impenetrabile, animali feroci e indigeni, arrabbiatissimi, perché i veneti volevano rubargli le terre. E quindi succedevano cruenti battaglie tra indigeni e veneti. E ne sono morti tanti, sia di veneti sia di indigeni. Anna, Ari e tutti gli altri italiani che ho incontrato penso che abbiano voluto lasciarmi un messaggio, ossia quello che dicevo prima, di non dimenticare e non dimenticarli, perché l'esodo italiano ha rappresentato e rappresenta una fetta molto importante della storia del nostro popolo.